vediamo questa locandina, ecco cosa succederà allora questo carnevale che parte. Prego, professor De Bortoli. Sì, no, mi riaggancio al discorso di prima perché ci tengo a precisare queste cose. L'associazionismo, a proposito, il volontariato, le APS, eccetera, sono inquadrate nel cosiddetto terzo settore. Questo terzo settore di cui si parla pochissimo, è fondamentale per l'assetto e l'equilibrio della società, perché svolge un ruolo di supplenza che il primo settore e il secondo, cioè il pubblico e il privato, o non vogliono svolgere o non possono svolgere, chiaramente, no? Quindi se non ci fossero le associazioni di volontariato, a tutto spettro intendo, cioè dal sociale fino al culturale, certi bisogni non troverebbero soddisfazione. Per quanto mi riguarda conosco bene le associazioni di tipo culturale, perché tra l'altro ne presiedo anche una, e le posso garantire che ci sono i bisogni sociali che sono prioritari, sia chiaro, assistenziali, di cura e quant'altro, ma ci sono anche dei bisogni dello spirito, dell'anima, in qualche modo, che specialmente, guarda caso, quando uno finisce di correre, a spron battuto, come diceva lei prima, cioè entra in una fase diversa della vita, ritiene indispensabili, cioè sente il bisogno di conoscere, di capire, di, perché no, anche riappropriarsi di quel tempo e di quegli spazi che la vita operativa, la vita di ogni giorno gli ha sottratto, insomma. Ma perché io le faccio vedere questa locandina che riguarda l'ospite dopo? Perché qui abbiamo sia la tradizione che il folklore. Abbiamo queste attività svolte principalmente da Proloquo e Mondo del Volontariato, non c'è niente da fare, sono loro che tengono in piedi queste cose, perché sono anche dei messaggi positivi, dove tu veramente puoi metterti la maschera, ma puoi toglierti la maschera e metterne un'altra. Ecco, la storia è questa, no? A Carnevale magari faccio quello che mi sento di fare, da uomo divento donna, magari finalmente posso vestirmi da donna e la donna può vestirsi da uomo, in quel momento lo posso fare, mi sento libera. È anche questa una forma di evoluzione anche della persona che in quel momento si sente libera, perché il carnevale vuol dire anche libertà. Se si è interpretato così, vissuto così, sì, ma se è come abbiamo sentito prima dal nostro amico veneziano, diventa semplicemente uno sfoggio e soprattutto diventa uno dei tanti capitoli in cui in questa società domina solo l'apparenza, no? Apparire. E non solo, anche l'appropriazione indebita, nel senso che ci si appropria di una tradizione popolare, ripeto, no? Che affonda nelle cose che diceva lei, ma affonda anche nel bisogno di sentirsi padrone per un giorno, padrone di se stesso quantomeno per un giorno, e come dire, la tritura, la manipola e la fa diventare un momento di sfoggio, appunto, di esibizione di valori elitari che non c'entrano nulla con la tradizione popolare. Questo è il punto di fondo. Tanto è vero che anche l'anno scorso a me piace molto andare a Venezia a vedere, però è cambiato tutto, è quello che si sente intanto che cammini per questi calli, a parte i campieli non c'è più niente, c'è quasi zero assoluto. Vado a vedere i vestiti, le maschere. Sono bellissimi. Ecco, vuol dire che c'è questa attrazione per la storia, perché il vestito racconta la storia di una volta, di Venezia. Sì, ma sono quelli dei nobili però. Però sono i nobili perché non vedi straccioni vestiti. Sono quelli dei patrizi. Perciò la storia si ripete, no? Venezia è una repubblica oligarchica comunque. La storia si ripete, cosa va avanti? Va avanti il lusso. I soldi a sfoggio, certo, però io non vedo vestiti, ecco, da contadino come diceva lui. Perché non ci vestiamo da contadino? No, vuoi che mi vesti da contadino? Perché, ecco, questo è un aspetto importante culturalmente, il rifiuto da parte delle nostre generazioni di un passato di miseria, di povertà e di canzonature, perché la satira del villano, per esempio, è un genere letterario, non lo invento io, è un genere che per secoli ha preso in giro il contadino, no? Che lo ha bifolco, furbo, che si tiene il grano, esatto, cioè è questo tipo di passato. A un certo punto, quando siamo entrati nella industrializzazione, l'abbiamo rinnegato perché
perché è stato un passato di fatiche, di stenti, e la gente voleva in quel momento legittimamente anche allontanarsene. Ora stiamo vivendo una fase forse di riconversione culturale, come diceva giustamente la dottoressa, di cui il vino è un vettore, tra l'altro. Esatto. Non da poco, perché il vino nella nostra tradizione affonda nei secoli, ma non nei secoli, da sempre il vino è uno dei 3 grandi elementi della vita. Ma per quanto riguarda per esempio la Marca Trevigiana, per non andare in Friuli dove la tradizione è ancora più importante forse, ma nella Marca Trevigiana le botti e la produzione dei vini montelliani, per dirne una, insomma, e non solo, costituivano l'alimento fondamentale di Venezia. Venezia aveva organizzato in qualche misura un approvvigionamento non solo di grano, ovviamente, non solo ma anche di vino necessario alla vita materiale di ogni giorno. Abbiamo ancora delle viti meravigliose. Pensi che, a proposito di tradizioni popolari che non ci raccontano certe cose, purtroppo, i mureri del 5 e 600 venivano nel contratto di committenza pagati con varie formule, a lavoro, a tariffa, eccetera, e alla fine però c'era garantito ogni giorno un boccale o quella che è una misura di vino, gratuitamente sborsato dal committente, per dire che il vino era un elemento sì energetico, ma anche un elemento fortemente culturale, insomma, cioè in qualche misura attraverso questa sorta di concessione si legittimava il fatto che il vino affondava nel rispetto delle persone, no? E ora invece magari lo usiamo in modo diverso, ma questo è competenza della dottoressa più che mia. Allora adesso andiamo a vedere invece i dazi del vino, ne parleremo con la dottoressa Roppa per capire a che livelli siamo, questa politica di Trump, mette dazi dappertutto quando vuole qualcosa, se non fai come dico io ti metto i dazi così. Ecco, vedremo cosa succederà, andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo con la dottoressa con la dottoressa Elena Roppa. È la stabilità del mercato americano la vera preoccupazione dell'agricoltura veneta. Dopo la conferma del 15% per tutto l'agroalimentare italiano, è questa la posizione di Gian Giacomo Scotti Bonaldi, recentemente passato dalla presidenza della Confagricoltura trevigiana a quella regionale. Con questa presidenza americana noi non siamo sicuri se questo sarà il nostro futuro nei prossimi anni. Non si sa mai se un cambio di umore, uno sbalzo di umore possa riportare a riprendere alcune decisioni che sono lasciate sospese. Come questo 15% peserà davvero tanto sul settore del vino? Ma sul settore del vino, su alcune tipologie di vino può incidere più che altre. Andando sul pratico, se una bottiglia di Prosecco DOC viene importata in America a 4 euro di media, il dazio è di 60 centesimi. Discorso diverso invece per le DOCG importate a 10 euro, con quindi un dazio di 1,5 euro. A questo comunque va aggiunta la svalutazione del dollaro, che significa minore propensione al consumo per beni non essenziali come i vini. Ma al di là di questa incertezza resta la consapevolezza di dover subire comunque il male minore, quindi tra un tasso al 25% solo per alcuni prodotti con l'esenzione totale per i vini e il 15% per tutti. Meglio il 15% anche sul vino o il 25% sul parmigiano reggiano grana padano? No, allora dico questo, meglio zero e ribadisco zero su tutto, come dovrebbe essere nei rapporti commerciali internazionali. Oggi non è così, avere un abbassamento a livello veneto di tutti i dazi sui vari prodotti è chiaro che è la soluzione migliore, perché cerchiamo di non mettere in difficoltà alcuni settori che veramente se no uscirebbero da quei mercati con gravi ripercussioni sull'economia interna. E come sempre, sottolinea infine il presidente di Confagricoltura Veneto, da un momento di difficoltà in agricoltura nascono sempre nuovi stimoli, che in questo caso significa cercare anche nuovi clienti. Adesso dobbiamo investire nella promozione sul mercato americano, che non possiamo sostituire nel breve termine e probabilmente anche nel lungo, e trovare nuovi mercati di sbocco delle nostre merci, dei nostri prodotti principali, che devono potersi sviluppare sempre di più, quindi non ci dobbiamo chiudere, dobbiamo investire ancora di più. Allora, dottoressa Roppa, come commenta questo servizio, come si sta aprendo il 2026, quali politiche secondo lei dovrebbero anche iniziare, anche l'Europa a spingere un po' di più, perché sennò qua che Europa siamo, molti ci chiedono vale la pena rimanere in Europa, io sono per un'Europa unita,
molto unita, ma mi sembra che le cose non vadano da questa parte. Prego, dottoressa. Sì, in questi casi di questi dazi appunto specifici per quanto riguarda gli Stati Uniti, di solito, no, quando succedono queste dinamiche, non è la prima volta, a farne le conseguenze più pesanti sono le aziende medio-piccole. Perché? Di solito per due motivi. Il primo, perché magari per quanto riguarda l'estero hanno puntato su un unico mercato che sono per esempio gli Stati Uniti, e quindi dove c'è una problematica di dazi e quindi una perdita, eventualmente ci sono anche dei contratti che vengono rivisti e quindi la perdita di un'importazione, questa azienda che ha investito in un unico mercato perché non aveva altre possibilità, sia come quantità ma anche come personale, si trova senza uno sbocco importantissimo. E poi dall'altro lato invece aziende sempre medio-piccole che non possono più sostenere i costi, pur mantenendo, no, il rapporto magari di importazione e di distribuzione. E in questo caso cosa avviene? Solitamente l'azienda medio-piccola viene acquisita o cerca di essere acquisita da un gruppo più grande che può sostenere questo genere di spese, e quindi anche qui abbiamo una perdita di tradizione, quindi lo stiamo vedendo, è già in atto, già da qualche anno in verità, la scomparsa delle aziende medio-piccole e il loro assorbimento in gruppi più grandi che possono avere dei costi ridotti perché fanno delle economie di scala. Quindi questi sono problemi che hanno a che vedere e che riguardano la vita di tutti noi, la vita del Paese. Ecco perché la politica deve assolutamente intervenire, le associazioni di categoria devono assolutamente intervenire e salvaguardare queste piccole realtà. Le grandi chiaramente hanno meno problemi, perché e li hanno comunque, non è che non sono affette dai dazi, anzi, però come dicevo, le economie di scala e quindi le spese minori che affrontano, ma anche i rapporti più solidi a livello di distribuzione e con gli importatori. Poi, che cosa può fare la politica? Questo è un altro discorso, no? Perché si tratta di rapporti internazionali che vanno ben bilanciati e che, ecco, l'unico consiglio che è importante, e questo sì, che vale sempre e comunque, e la politica in quella direzione deve andare, far sì che le aziende vitivinicole in questo caso abbiano la possibilità di aprirsi diversi mercati, e quindi sia il mercato europeo che mercati a più lungo raggio, proprio per garantirsi rispetto alle dinamiche geopolitiche dei cuscinetti, no, quando succedono cose di questo genere. Molto chiaro, io la ringrazio veramente, grazie alla dottoressa Elena Roppa, delegata Associazione Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, che è rimasta con noi. Buon lavoro dottoressa e grazie veramente. Sentiamo come Grazie ci saluta mille. il professor Lucio De Bortoli, storico. Devo parlare di Trump? No, spero. Quello che vuole, come vuole, no, il saluto che vuole lei, nel senso professore. che il mondo è... Allora, lasciamo perdere, perché dovrei citare una frase famosa contenuta in un film celeberrimo, Apocalypse Now, quando il colonnello Kurtz chiede al maggiore che era andato per cercare di arrestarlo, di fermarne la barbarie, eccetera. Le piacciono i miei metodi? Chiese. Il maggiore risponde: io non vedo alcun metodo. Comunque, al di là di questo Ha già risposto, vero? Al di là di questo aspetto, volevo legarmi un po' al discorso di prima, cioè il fatto che esiste la possibilità di comunque combattere questo tipo di dimensione di indifferenza, di apparenza, di culto in qualche modo della pura apparenza, dando un po' più di risalto a questa categoria che in qualche modo qui indegnamente rappresento, degli storici, diciamo, di territorio, che io amo chiamare scalzi, perché non sono quelli accademici, no, delle università, ma sono quelli che ci sono formati nelle università
e che collaborano con l'università e che imperniano il loro lavoro sulla ricerca d'archivio e di documentazione. Potrei citare esempi infiniti, mi limito solo a dirvi che grazie a questi topi d'archivio, diciamo, che nascono nell'Ottocento con i grandi eruditi che costruiscono la storia di Treviso e della nostra provincia. Che è diverso. Che all'epoca erudito perché teneva le distanze, no? Adesso sotto forma di divulgatori scientifici, come noi ci riteniamo, perché portiamo le nostre acquisizioni di ricerca nelle università popolari, nelle fondazioni, nei comuni, nei quartieri, dovunque ci chiamino in qualche misura a portare una documentazione di questo tipo. Forse, diciamo così, se avessimo un po' più di visibilità di quello che abbiamo, non tanto per quelli che vengono ad ascoltarsi, ma per quelli che non lo sanno, sarebbe il caso, perché invece i media in generale, non dico lei, ma in generale, pensi alle grandi case editrici, no? Non trovano mai tempo e spazio per occuparsi di questo settore, che non vale solo per il trevigiano, vale per tutta la provincia italiana, che tiene in piedi la grande storia, perché la grande storia è un puzzle, ma come lei sa i puzzle sono formati di tessere, senza le tessere non fai niente. Grazie al professor De Bortoli, Lucio De Bortoli storico. Come ci saluti Faustino Lorenzetto, appassionato di natura, tradizioni, Monsignor Tognana, chi ne ha più ne metta, prego. Niente, praticamente i tempi cambia le cose, bisogna un pochettino seguire, adattarsi, e come dice il Vangelo, è tutto in mano sugli uomini di buona volontà. Bravo. Bellissima questa frase finale, grazie ai miei ospiti. Ecco, mi raccomando, guardate che nella terza parte faremo lezioni di sicurezza per non cercare di non cadere nelle truffe online anche col cellulare, perciò preparatevi perché nella terza parte faremo lezioni di sicurezza per non essere truffati. Pubblicità. Vero piacere che presento altri ospiti, soprattutto Michela Morutto, che voi conoscete, questa guerriera che continua a lottare, a battersi per il bene di tutta la comunità, non solo suo, della sua famiglia. Veramente grazie Michela. Saluto anche Ivano Basso, presidente Pro Loco Massanzago. Avete visto all'inizio la locandina di questo carnevale che rivedremo, tradizioni, folklore. E saluto anche Diego Ponzin, presidente Banca degli Occhi. Grazie anche a lei, dottor Ponzin, di essere qui. Lo vedremo anche forse o ci racconterà. Ecco, anche il Diego Ponzin, scrittore, cosa sta facendo, oltre ad essere presidente della Banca degli Occhi, la passione che si parlava prima per qualcos'altro, staccare la spina con qualcos'altro, ma devi avere passione su tutto. Allora, iniziamo proprio da Michela Morutto. Allora, Michela Morutto la conosciamo, guardiamo le foto per cortesia, per far capire con chi stiamo parlando, cosa ci racconterà questa famiglia bellissima, questo marito, 2 figli straordinari, si stava bene, all'improvviso arriva questa terribile malattia che è l'Alzheimer, demenza senile, ma Alzheimer in una persona molto giovane che è il marito. Michela capisce che c'è qualcosa che non va, si accorge subito, d'altra parte la moglie l'accompagna. E i ragazzi che capiscono anche loro, questi bambini piccoli, che capiscono l'importanza invece di supportare questa mamma, di supportare il loro papà, con le forze che hanno, sono piccole ma importanti, perché sostengono questo uomo che si sta perdendo. È stato fatto anche, oltre ai libri, che poi vedremo, anche un film, che adesso Michela racconterà. Allora, come si sta aprendo per te, Michela, il 2026? Buongiorno a tutti, grazie Mirella di avermi voluta qui ancora una volta e vengo sempre molto volentieri perché mi sento a casa, perché ricordo sempre che la grande famiglia di Mirella Tuzzato e il suo staff non mi ha mai abbandonato in tutti questi anni. E il 2026 si sta aprendo con grandi difficoltà, non solo fisiche, con questa influenza che mi tiene lontana da Paolo, ma con le difficoltà anche di sentire quello che sta succedendo in Italia con questi decreti legge che
ci stanno veramente un po' affossando, come se già non bastassero malattie e quant'altro, questo decreto legge Locatelli che ancora una volta ci relega veramente a persone di serie no B, C2, visto che noi caregiver, io sinceramente non dovrei essere neanche chiamata caregiver, visto che mio marito è ricoverato in una RSA e quindi forse per lo Stato dovrei essere una persona felice e contenta. Uno è ricoverato in RSA, quindi io non so, vabbè. Cosa vuoi di più? Certo, adesso posso dedicarmi a una vita serena, comunque tralasciando queste cose. E questo decreto che ci fa veramente piangere, perché ancora una volta ci fa veramente sentire come persone senza tutele, senza aiuti, veramente, senza contributi, senza nulla, proprio il nulla, perché non è possibile essere trattati in questo modo. C'è qualcuno che dice è un passo di inizio, poi vedremo come andranno le cose, ma più che un passo di inizio è un passo all'indietro, voglio dire, le cose o si fanno bene, se no si fanno a meno di fare, non sono questi contentini che ci possono comunque dare un'importanza, dare una tutela, perché si va avanti con il volontariato, si va avanti con le proprie forze, ma noi abbiamo bisogno di essere tutelati. Questo è. Allora, dottor Ponzin, presidente di questo importante istituto che abbiamo 2 passi da casa, fortunatamente, che è la Banca degli Occhi, come vede la situazione soprattutto dal punto di vista proprio medico? Ecco, questa ricerca, questa scienza, questa tecnologia che ha fatto passi veramente da gigante in poco tempo, che ci permette, vi permette di curare anche dei problemi di vista terribili. Una volta era impossibile, però bisogna investire. Ecco, come vede, come si sta aprendo anche per voi il 2026 per quanto riguarda queste realtà importantissime che è la ricerca? Prego. Allora, intanto grazie a tutti, buongiorno. Ho ascoltato con grande attenzione l'esperienza riportata dalla signora che ha parlato prima di me e che saluto con solidarietà. C'è un aspetto che vorrei sottolineare, cioè, è vero da una parte che esiste la ricerca, esistono le eccellenze e diciamo anche il 2026 si apre con buone prospettive, abbiamo delle novità, stiamo iniziando ad affrontare delle patologie, mi riferisco per quel che riguarda la mia esperienza naturalmente, patologie della vista, iniziamo ad affrontare delle patologie che non eravamo capaci di affrontare fino a poco tempo fa. Siamo però in un momento, io credo, molto delicato in cui dobbiamo raccordare le eccellenze, cioè lo sforzo che fanno quelli che sono in avanti, che aprono nuove strade, che mostrano nuove prospettive. Dobbiamo raccordare questo con la normalità, quindi con i bisogni della popolazione, perché stanno emergendo sempre di più esperienze come quella della signora, in cui esistono le eccellenze, ma esistono dei grandi bisogni dove la società comincia a trovarsi scoperta. E mi riferisco per esempio ai bisogni legati che nascono quando una famiglia comincia a avere in casa una persona da dover gestire, una persona che presenta delle gravi disabilità, gravi e ingravescenti, come nel caso di alcune malattie neurologiche. Io credo che questo sia un problema sociale molto importante, cioè non limitiamoci a essere contenti di avere delle eccellenze, ma ricordiamoci che dobbiamo curare la normalità e cercare probabilmente nuove forme di collaborazione, anche collaborazione sociale, perché io credo che
la nostra società, che sta inequivocabilmente invecchiando, avrà bisogno di cittadini che vengono aiutati dal sistema, ma che dovranno anche imparare ad aiutarsi nella gestione dei gravi problemi che nascono in una famiglia quando compare una grave disabilità. Abbiamo Giancarlo in linea, prego. Allora, Mirella, io avrei bisogno di parlarle in privato. Va bene. Penso che le potrà interessare anche a lei. Va bene. Allora, quando ho 2 minuti liberi ti chiamo, Giancarlo. Grazie della telefonata. Sì, grazie mille. Grazie Giancarlo caro, grazie. Dottor Ponzin, si parla molto di intelligenza artificiale, questi giovani che corrono molto in fretta ma che apprendono molto. Ecco, io cito sempre il professor Gerosa, che ho avuto ospite diverse volte, il quale ha detto che bisogna capovolgere la piramide. Bisogna capovolgere anche per quanto riguarda la sanità, questa popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, con molti acciacchi, molte patologie, specialmente ecco, le catarate, glielo dico perché mi dicono di farle sta domanda, queste liste d'attesa infinite. Ecco, se vuoi a pagamento la fai subito, se no aspetti mesi. Com'è la sua situazione dal punto di vista anche tecnologico? Perché tanti dicono, se sapevo così non me la facevo la catarata, non vedo niente, vedo male, vedo... Ecco, cosa succede, professore? Perché dobbiamo dare anche risposte a queste persone? Perché, dico, il medico mi ha visitato 2 secondi, non mi ha detto niente, io non vedo bene e non chiedono. Ecco, il problema è che non chiedono, hanno paura di chiedere, hanno paura di dire quello che pensano e che vorrebbero capire. Forse un po' più di umanità, non da parte, ci mancherebbe, non voglio dire che non ce l'abbiano, però bisogna forse un po' rallentare con queste figure, accoglierle in maniera diversa, dottor Ponzin, capire che non hai un 20enne, hai un 80enne, un 90enne che ha bisogno che tu rallenti, lo so che hai fretta, però sono io in quel momento e non parlo perché non parlano, hanno paura di parlare e di chiedere. Ecco, la sorride, ma è così, dottor Ponzini, e io li sento e dico no, glielo dico perché bisogna anche, non tutti perché ce ne sono di bravi, ci mancherebbe, però questa fretta comincia a preoccuparmi, dottor Ponzini, perché abbiamo ancora la fortuna di averli, sono dei scrigni meravigliosi che ci hanno fatto diventare grandi e dobbiamo avere rispetto per queste persone e queste liste d'attesa anche per questi piccoli interventi che sono le catarate poi alla fine cominciano a disturbare queste persone. Prego. Lei ha sollevato diversi aspetti problematici, Mirella, cerco di districarmi. Allora, c'è una legge dello Stato, adesso non riesco a citarla a memoria, ma è una legge dello Stato che dice che il tempo di comunicazione è tempo di cura, quindi il tempo che noi spendiamo a informare i cittadini deve fare parte delle cure che noi eroghiamo ai cittadini. Quindi io condivido perfettamente le sue osservazioni. Se noi non spieghiamo a un cittadino, per esempio, cos'è la cataratta, che cosa comporta averla, e anche non lo rassicuriamo sul fatto che non si tratta di una grave malattia, non si tratta di un qualcosa che lo renderà cieco domani, allora sicuramente un cittadino più consapevole riuscirà meglio a gestire il suo problema e anche forse accetterà un tempo di attesa che però deve essere ragionevole, questo mi rendo conto, non può essere infinito, non può essere tale da guastare o da pregiudicare la qualità della vita. Io vedo che i pazienti, credo che questo valga sempre, ma insomma i pazienti anziani che stanno bene e che hanno solo un problema di cataratta mi chiedono 2 cose, mi chiedono di poter leggere e mi chiedono di poter conservare la patente di guida perché dà un minimo di indipendenza. Quindi è chiaro che se una cataratta compromette queste difficoltà, queste possibilità,
abbiamo una importante compromissione della qualità della vita della terza età, e credo che in una società come la nostra questo non sia accettabile. Perché ci sono medici che comunicano poco? Io credo che ci siano due ragioni. C'è una ragione di sistema, cioè il medico è inequivocabilmente sottoposto a una pressione importante, perché spesso i tempi di visita non sono stabiliti dai medici, ma sono stabiliti da procedure burocratiche, mi dispiace dirlo, e questi tempi di visita non sono compatibili con una comunicazione sana. Voglio essere molto chiaro su questo. E poi ci possono essere degli aspetti individuali. I medici sono umani e non siamo tutti ugualmente attrezzati a comunicare. Qua serve che anche il cittadino in qualche modo insista, faccia domande, faccia venire fuori questa capacità, anche qualora questa capacità sia un po' nascosta, diciamo così, fra le pieghe della singola personalità del singolo medico. Per il problema delle liste d'attesa, e qua io sono contento che abbiamo un nuovo assessore alla sanità che saluto e che conosce molto bene l'ambiente sanitario. Io credo che bisogna, voglio dirlo in modo un po' provocatorio, smettere di fare sempre le stesse cose. Cioè noi dobbiamo inventarci delle soluzioni diverse, perché non possiamo pensare che con gli stessi ospedali, con gli stessi chirurghi e con le stesse procedure burocratiche, insisto, stesse procedure burocratiche che sono molto farraginose e fanno consumare molto tempo, riusciamo ad abbreviare i tempi d'attesa. Non possiamo continuare a fare le stesse cose, dobbiamo inventarci dei modelli magari transitori alternativi. Un'altra domanda che devo farle, professor, capisce la fragilità di queste persone che non parlano, non chiedono, ma le faccio io. Ma perché così tante gocce, Mirella? Ma serve mettere tutte queste gocce per tutto questo tempo? Ecco, l'importanza di fare, anche di seguire una cura, ecco, che voi date, che è importante, perché tante la smettono a metà, non si stancano. È proprio necessario mettere proprio tutte queste gocce per tutti questi mesi, dottor Ponzin? È necessario perché la cataratta, visto che stiamo parlando di questo intervento, che è un intervento che viene fatto correntemente, in Italia se ne fa più di 500.000 all'anno, credo 600.000 interventi all'anno, è un intervento che va molto spesso bene, ma se ha delle complicanze, possono essere complicanze anche gravi. Quindi io raccomando a tutti di seguire in modo preciso la terapia che viene indicata all'atto della dimissione. Non esiste un ospedale che non rilasci il paziente un foglio dove la terapia è scritta molto chiaramente. Se ci sono dei dubbi dobbiamo fare domande, ma la terapia va seguita. La terapia va seguita perché è una terapia da una parte post-operatoria, che serve quindi a far dimenticare all'occhio di essere stato operato, e dall'altra è una terapia preventiva nei confronti di alcune complicanze che possono essere serie. La ringrazio, dottor Ponzini, veramente avete capito a casa, dovete seguire la terapia, farla tutta, perché il mio nuovo combatte, me ne ho messo anche a massa, basta, adesso che vedo bene. Attenzione, parliamo di una terapia di qualche settimana. Ecco, avete capito cosa ha detto il dottor? Dopo ditemi che non vi faccio le domande che volete. Allora abbiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Grazie di tutto. Allora anch'io sono stata operata alle cataratte, niente da che dire, però come dice lei bisogna che anche loro, a parte il chirurgo, quello che fa la seconda visita abbia un po' di umanità in più, perché delle volte non danno retta al chirurgo, perché il chirurgo a me aveva detto a un suo collega, a un suo addetto, che era l'occhio sinistro da correggere. Quello non mi ha dato neanche retta, non gli ha dato neanche retta il chirurgo, e quindi sono rimasta con l'occhio
che ho come un ricamo, che ogni tanto vedo un ricamo, per dire, no? Che anche fra colleghi, quando un chirurgo parla, anche loro dovrebbero dargli retta se il chirurgo dice che è da correggere quell'occhio. E invece delle volte o si portano arroganza o non so come interpretarla. Anche fra di loro dovrebbero avere un po' di umanità in più, perché non è male le cose che fanno, però delle volte scantinano anche loro. Ok, grazie tante, buona giornata. Ciao cara Gabriella. Allora andiamo a vedere invece adesso primo carnevale massanzaghese, ne parleremo appunto con Ivano Basso, che è presidente della Proloco di Massanzago, per far capire anche l'importanza di staccare la spina. Dopo tante gocce vado a fare il carnevale, stacco la spina finalmente. Ecco l'importanza anche di staccare la spina con le tradizioni, il folklore, la storia del territorio poi alla fine. Prego. Bene, intanto grazie Mirella che mi ha invitato e dare l'opportunità di parlare. Sì, giustamente dopo un po' di cose serie dobbiamo anche svagarci, staccare la spina. Bene, io sono qui per presentare il carnevale massanzaghese. Forse si era già cominciato ad avere qualche iniziativa negli anni 70-80, però con cose locali, invece adesso si parte alla grande. Faremo domenica prossima, il 25 gennaio, un bel carnevale organizzato nel miglior modo possibile, e quindi vogliamo che anche il nostro comune di Massanzago abbia il suo carnevale, visto che nella zona del Campo Sampierese era l'unico comune che non ce l'aveva. Quindi non abbiamo voluto essere di meno e partiamo alla grande anche noi. Ringrazio intanto tutti i volontari della Proloco perché sono fondamentali per le organizzazioni, e posso vantare che abbiamo 130 oltre tesserati, però sono veramente delle brave persone che danno tantissimo nelle iniziative, nelle manifestazioni nel territorio, grandi idee. Sono orgoglioso della squadra che ho e di questo li voglio ringraziare pubblicamente. Allora, domenica 25, come ho detto, partiamo alla grande col carnevale. Avremo tra carri, figuranti e compagnie ben 16 gruppi. È una cosa a livello di tutti gli altri carnevali, che sono un numero importante, che si onorano. Posso dire che avremo come che sfileranno i 4 carri della nostra zona, perché siamo del territorio. E cosa rappresentano questi carri, che siamo curiosi? Sì, allora abbiamo il carro delle casere, con i tosi dei casere che sfileranno quel carro Una terra promessa. Come dico, è uno dei primi carnevali della zona, della stagione, quindi si vedranno proprio le primizie per la prima volta che sfileranno, è una bella cosa. Poi abbiamo il comitato dei Centoni sempre di Campo San Piero, di Padova, che sfileranno quel carro A che ora è la fine del mondo. Poi abbiamo Santa Giustina in Colle con il gruppo insieme, gruppo tutti insieme, che sfileranno quel carro Un attimo ancora. Abbiamo la Contrada Boscalto, che dopo tanti anni ha cominciato anche lei a rifare i carri, sempre nella zona di Campo San Piero, di Loreggia, con il carro Pace e Love. Diciamo, questi sono quelli della nostra zona. Poi abbiamo la zona del Treviso, che arrivano i carri degli amici di Merlengo, Ponzano, Veneto, col carro Beatamente Dannati. Avremo il gruppo I Ribaltai di Ciano del Montello Treviso, che presentano il carro Roulette di Coriandoli. Questa è la parte trevisana. Occupiamo un po' i carri, arrivano un po' da tutto il Veneto. Che bello, bisogna fare squadra, almeno i carri fanno squadra, cosa che non fa il mondo del volontariato, molto difficile metterli assieme, e poi questo è un problema. Allora poi continuiamo, adesso ritorniamo da Michela, ecco, tra il bello, il tragico e il faceto, dico io, ma io volevo metterti assieme anche perché ti vedo sorridere e mi fa molto piacere, perché siamo riusciti a farti staccare la spina. Io vorrei vedere questo libro, il secondo libro che tu hai portato, facciamo vedere, eccolo qua, Un tempo piccolo per te. Guardate, questo è Paolo, il marito,
Questo è suo figlio, uno dei 2 figli. Allora, perché questo libro e perché poi il film? Proprio per raccontare la storia di tante famiglie, molte persone, ecco, l'età si è abbassata dell'Alzheimer, sono molto preoccupati, non si riesce a capire il perché, però, e i numeri sono aumentati. Sì. Allora, cosa vuoi dire con questo libro, Michela? Allora, questa è la riedizione, questo libro è uscito a ottobre in concomitanza con l'uscita del film Per te, il film che è stato ispirato dal libro Un tempo piccolo e che parla ovviamente della nostra famiglia, quindi romanzato. E la seconda edizione, diciamo, questo, cioè sia il primo libro sia il secondo, che narra, dice dove siamo arrivati dal 2020 al 2025, che cos'è cambiato. A me verrebbe da dire una parola, ma è meglio che me la tengo per me. Non è cambiato assolutamente niente, se non che siamo ancora qua e già, come diceva Vasco Rossi, nel senso che ci sono ancora i ben noti problemi. La ricerca purtroppo arranca perché purtroppo non ci sono grandi fondi a disposizione, perché magari se si dessero meno fondi agli armamenti e quant'altro e si dessero di più alla ricerca, perché senza ricerca non si va da nessuna parte, come dice sempre una mia grande amica. Però non ci sono neanche fondi per le famiglie che si devono purtroppo barcamenare, i cosiddetti caregiver, quello che dicevamo prima, per l'assistenza, per cercare di fare qualcosa per questi poveri ammalati che sono a casa o che purtroppo bisogna accedere a strutture o a personale. In questo caso si parla di badanti o quant'altro, che anche lì c'è il valzer delle badanti piuttosto che, per in qualche modo cercare di saltarne fuori, perché il volontariato è una manna divina, ma non basta, le famiglie hanno bisogno di supporti che purtroppo non ci sono. Allora io vorrei leggere anche queste righe che fanno capire l'importanza di quello che è scritto. Storia di Michela e Paolo. Non so più se mi ascolti, se mi comprendi, se mi riconosci. L'oblio ha preso il sopravvento e per quanto abbia, con ogni mezzo, tentato di contenere il dilagare del buio, non sono riuscita a strapparti da lui. Oggi più che mai sento il bisogno di parlarti e di raccontarmi che tu ancora ci sei e ancora mi senti. Io so quanta fatica fai a far capire quanto amore c'è ancora in questa famiglia, in questa moglie, in questa madre, in questi figli che nonostante tutto stanno cercando anche di supportarti. Hanno iniziato da piccoli. Per fortuna uno è stato riconosciuto dal Presidente Mattarella, è diventato alfiere della Repubblica. Io penso, Presidente Mattarella, glielo dico col cuore, che oltre alla medaglia magari qualche bell'assegno a queste famiglie in difficoltà, ecco, andrebbe dato, andrebbe supportato, perché non ce la fanno, Presidente, non ce la fanno. Hanno tante spese, tanti problemi, ma sono visti come un problema, non come una cosa da cercare di risolvere, di supportare questa famiglia. Parliamo di bambini che avevano 10 anni, vero, quando è iniziato il tutto, perciò piccoli. Allora, tu che guarda, dovevi andare a lavorare, sì, dovevi accudire il marito. Quando Paolo ha iniziato a vedere il primo neurologo, a perdere pezzi di sé, quando gli ho detto o vai a farti vedere se no vado via di casa, perché inizialmente io pensavo che avesse un brutto carattere, perché non sapevo niente di queste malattie. Esattamente Andrea aveva 1 anno e mezzo e Mattia ne aveva 4. Pensate. Quando Mattia è stato premiato da Mattarella come alfiere della Repubblica, le famose medaglie di latta, perché a noi non ce ne facciamo niente, aveva 10 anni. Mattia adesso è in un momento molto particolare, adolescenza e quant'altro. Mattia ha difficoltà ad andare a trovare suo padre, lo dico adesso a tutti, perché inizia a dire ma... e c'è scritto anche in questo libro, forse se il papà fosse mancato io a quest'ora mi avrei smaltito forse il tutto, perché lui dice non per cattiveria, perché dice è un lutto quotidiano che sto ragazzo non riesce più a sopportare. Quanti anni ha Mattia? Ne fa 17 a giugno. Capito? È un'età difficile, molto difficile. Andrea va dallo psicologo. Quanti anni ha Andrea? Andrea ne ha appena fatti 13. Va dallo psicologo, però
Non mi chiede più quando viene a casa il papà, non ci crede più. Mattia non vuole andare dallo psicologo, lui dice io non ho problemi con la malattia, invece problemi ne ha tanti, perché lo psicologo me l'ha detto. Cosa faccio io? La famiglia è segnata? La famiglia non è, di più. Di più. Di più. Allora, dottor Ponzin, parliamo di tante cose, parliamo anche di sostegno, ecco, l'intelligenza artificiale, così facciamo respirare un po' Michela, ecco, può aiutare tantissimo, nella sanità è fondamentale, ecco, come vede lei questa parola magica, e poi alla fine il professor Galatini che ho avuto ospite ha detto sono foto, poi alla fine sono foto messe assieme all'intelligenza artificiale, però per la sanità, per gli ospedali, per la ricerca può essere utilissima. Prego, dottor Ponzin. Ma io la vedo in modo molto disincantato, non attribuisco per il momento nessun diciamo, valore di magia, quindi non la sopravvaluto e non la sottovaluto. In questo momento l'intelligenza artificiale è uno strumento utile e potenzialmente ancora più utile che è e sarà capace di integrare in modo molto veloce le conoscenze, diciamo, dell'essere umano, quindi in particolare nella medicina l'applicazione nel campo diagnostico sarà fondamentale, perché in pratica con queste tecnologie noi riusciamo a fare delle valutazioni e dei confronti che hanno delle capacità di processazione e una velocità che non è raggiungibile dalla mente di un esperto. Ecco perché parliamo di archivi immensi che possono essere visualizzati, confrontati e interpretati. In questo momento non vedo possibilità di una sostituzione dell'essere umano che cura un altro essere umano, ma è uno strumento di integrazione che dovremmo assegnare ai lavori più difficili e più faticosi, per esempio il lavoro di analisi delle immagini, di confronto per la distinzione del patologico dal sano. Sono tutti lavori che, specie se prolungati nel tempo, sono molto faticosi e quindi vanno volentieri assegnati alle macchine, tenendo conto che le macchine hanno ancora una capacità creativa limitata, perché dipende molto dalle istruzioni native che diamo noi, e possono le macchine stesse prendere dei granchi importanti, come le prendono anche naturalmente gli esseri umani, come li prendono anche gli esseri umani. Il fatto è che la macchina è molto veloce, quindi se prende molti granchi rischiamo anche di fare molti danni. Quindi è una tecnologia in questo momento che migliorerà l'affidabilità e probabilmente anche la velocità di certi processi sanitari. Consideriamola in questo modo, usiamola e direi sfruttiamola. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Pronto? Non la sento. Allora, torniamo al carnevale massanzaghese. I giovani e il carnevale. Ha parlato di cari, ha parlato di volontari. I giovani partecipano le famiglie, una volta erano tutta la famiglia. Adesso com'è la situazione? Perché dicono i giovani sì e no, sì e no. A Massanzago invece nei paesi come funziona? Io vedo che ci sono ancora molti giovani da noi che seguono, specialmente i carri che abbiamo scelto, sono associazioni di giovani che iniziano, si trovano in compagnia, lavorano da mesi, perché hanno iniziato a settembre, scusate, è da settembre che stanno lavorando sui carri, ne hanno uno vicino a noi che stanno lavorando e lavorano tantissimo, però aggregano. Noi col Carnevale abbiamo coinvolto anche le associazioni del paese, le scuole, gli asili, e li vedremo sfilare assieme ai carri. Quindi è questo
sono contento, sono fiero di aver coinvolto, ma noi cerchiamo di coinvolgere in tutte le nostre iniziative il tessuto sociale. Questo è importante, non è che la Proloco deve lavorare da sola, la Proloco deve lavorare per il territorio, per il paese, per le associazioni. Deve fare squadra. Deve fare squadra. E vedo che un po' alla volta si riesce a fare squadra, di questo siamo orgogliosi perché creiamo molte iniziative. È bello questo. Rispetto a prima non ho finito perché devo finire a raccontare tutti i cari, se no dicono siamo no, aspetti però, sì, ma li racconteremo tutti, però andiamo da Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, è un bel pezzo che ho provato varie volte. Cosa vuoi fare così? Siamo tanti Mirella. Innanzitutto un buon inizio perché chiaramente non ho avuto modo di congratularmi per la tua trasmissione e anche per gli ospiti. Ecco, volevo chiederti una cosa. Si parla della cataratta. Io è da 4 anni che mi sto curando la maculopatia sudativa. Chiaramente non è che vedo un granché, dopodiché a distanza di 1 anno mi è successo pure la cataratta a ambo le parti. Io chiedo, perché sono una persona che chiedo, che ascolta, eccetera. Però con queste iniezioni che vengono fatte, poi Mirella è impressionante quando vedo ci sono ragazzi anche di 50 anni. Allora, alcuni medici dicono un discorso di vecchiaia, altri medici dicono che è degenerativa. Io ho avuto dei genitori che fino a 90 anni non hanno avuto problemi di occhi. Dopo mia madre, quando cuciva la macchina, ovviamente usava praticamente gli occhiali e mio padre lo stesso. Io mi domando, con tutte queste iniezioni che ormai mi sto facendo, sia occhio destro, occhio sinistro e viceversa, cioè non c'è un sistema in cui si possa curare vari tipi di maculopatia vengono curate diversamente. Ti ringrazio e una buona giornata a tutti voi. Grazie Lorenza, ti farò rispondere dal dottor Ponzin, che ringrazio sempre per essere qui, per dare anche delle risposte a queste persone. Allora terminiamo invece con appunto Ivano Basso che stava appunto spiegando dei cari. Prego Ivano. Allora abbiamo detto, avevamo i cari della nostra zona padovana, tra cui mi ero dimenticato. Abbiamo il gruppo Arriveci, e questi ci fanno ogni volta sballare da quanto da ridere, e abbiamo fatto il Padovano, abbiamo il Trevisano e abbiamo anche la zona di Vicenza, la zona di Bassano. Abbiamo da Cassola a Vicenza il gruppo Nati per Caso che presentano quest'anno il carro Sogna Ragazzo Sogna. Abbiamo il gruppo da Rossano Veneto, Carnevale Che Passione, che presentano il carro Polvere e Gloria. Poi abbiamo da San Giorgio in Brenta il gruppo Associazione Giovani di San Giorgio in Brenta che presentano La gentilezza spegne la violenza. Bei titoli questi qua, quest'anno devono essere veramente belli da vedere. Poi abbiamo il gruppo Giovani Avventurieri che è della zona Camisano Fontaniva e presentano il carro Il libro della giungla. Questo per quanto riguarda i cari. Avremo il gruppo degli Anelli che sfileranno in anteprima da noi, che solo perché il Carnevale di Venezia inizia la settimana successiva, sfileranno in anteprima i costumi che dopo si potranno vedere solo nelle sfilate a Venezia. Quindi perciò importante. È importante che un profilo alto, diciamo. Un profilo alto, certo. Poi abbiamo la sfilata, come dicevo prima, i gruppi degli asili, delle scuole materne, delle scuole che sfileranno. E per l'età intermedia, quelli che vogliono un po' di brio, avremo il palco con delle brasiliane che ballano. Quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Più che ballano, guardate brasiliane, voi altri, mi sa, altro che il ballo. Insieme. Allora poi continuiamo, dottor Ponzin, l'importante, anzi diamo un suggerimento, così dottor Ponzin, a Ivano Basso, che magari il prossimo anno fanno anche un carnevale, se continuerà così con le liste d'accesa, un carro con la cataratta magari, che chissà che sveglieremo magari qualche politico, perché veramente con queste liste d'attesa sarà utile fare un carro della cataratta. Dottor Ponzin, ha sentito la telefonata a queste persone che vogliono capire, comprendere come mai, infatti la domanda me l'ha fregata Lorenza, che ringrazio. Ieri si parlava con delle persone e diceva, ma una volta nessuno si operava delle cataratte, si metteva tutti gli occhiali, moriva a 90-100 anni, ma nessuno si operava a cataratta. Ma è così? Cosa ci racconta? Nel 2026 invece siamo sommersi di cataratte. Prego. Una volta la cataratta veniva meno,
mi dispiace dirlo brutalmente, perché morivamo prima. E tanti anni prima non diventavamo neanche presbiti, perché morivamo prima di 40 anni. Cioè bisogna che accettiamo che i grandi numeri purtroppo ci dicono inequivocabilmente che viviamo di più, e vivendo di più diciamo il nostro organismo mostra dei difetti e delle incapacità di rispondere a tutte le esigenze che abbiamo nonostante la tarda età. Relativamente alla maculopatia mi dispiace dover dare una risposta negativa alla signora, ma noi non riusciamo a curare tutte le maculopatie per un semplice motivo, e questo va detto alla popolazione, credo sia detto tante volte: noi la causa della maculopatia ancora non la conosciamo. Punto. E quindi, non sapendo la causa, non la possiamo né prevenire e né curare in modo specifico. Noi conosciamo relativamente bene i fattori di rischio della malattia, uno di questi è l'età, ma il fatto che l'età sia un fattore di rischio non vuol dire che non ci siano forme di maculopatia che insorgono anche in età più precoce. E i trattamenti che noi abbiamo a disposizione non sono rivolti alla causa, insisto, perché non la conosciamo, ma sono rivolti agli epifenomeni, alle situazioni, diciamo alla patogenesi, cioè ai meccanismi con cui la malattia aggredisce i tessuti e li danneggia. Nel caso della maculopatia di tipo umido, quella che ha menzionato la signora prima, questi trattamenti infatti sono rivolti a eliminare i nuovi vasi sanguigni che la malattia produce nella retina e che danneggiano in modo importante l'architettura, la struttura della retina, togliendo la vista. Ma eliminare questi vasi vuol dire eliminare un modo di agire della malattia. Purtroppo non vuol dire togliere la causa. E finché non avremo individuato in modo chiaro la causa, se ne esiste solo una, o le cause dei vari tipi di maculopatie, non potremo avere successi maggiori e non potremo cantare vittoria. La popolazione deve essere informata, si deve informare e deve anche stare alla larga dai fattori di rischio. I fattori di rischio sono i soliti noti che sono colpevoli di molte altre situazioni sanitarie. I fattori di rischio sono il fumo, sono l'età avanzata, la familiarità aumenta il fattore di rischio, le patologie cardiovascolari, l'assunzione esagerata di alcol e quindi disordini alimentari in senso generale. Ecco, questo approccio, diciamo, un po' generale, cauto nei confronti della propria salute, contribuisce a tenere alla larga alcune situazioni gravi, anche se, insisto, eliminare un fattore di rischio non vuol dire necessariamente essere certi che il problema poi non si presenterà. Dottor Ponzin, tranquillanti, sonniferi abbinati alle gocce possono creare problemi? Non mi risulta che diano problemi a livello di maculopatia, però l'uso di queste sostanze può dare, se è un uso cronico, può dare effetti di tipo neurologico, quindi io raccomando che questo tipo di situazioni non diventino mai un'automedicazione, ma vengano sempre fatti con il confronto con il proprio medico. Grazie veramente, dottor Ponzin. Questa è una raccomandazione generale che faccio. Vedo che Michela abbassa la testa, non so cosa vorrebbe aggiungere, la vedo preoccupata. Ecco, poi sentiremo Michela, però andiamo da Mirella da Riese Piodecimo. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Scusa se prima è caduta la linea, Tranquilla. mi dispiace. Comunque adesso dico, io
alla fine di agosto mi sono operata la catarata all'occhio destro, perché era la catarata molto dura e hanno lavorato un po' di più dell'altro occhio. Ho avuto 2 interventi da agosto fino in novembre e mi hanno ordinato, è andato tutto bene, veramente sono stata contenta proprio e anche non mi servono gli occhiali, ci vedo bene, ecco, quello è molto importante. Però c'era gente che aveva tanta paura e bisogna dare un po' di coraggio, perché gli anziani, sai come sono, poveretti, sono fragili, bisogna dare un po' di aiuto. L'ho detto Comunque prima, grazie Mirella. Grazie Mirella, fammi andare avanti perché ho tanti ospiti. Allora Michela, cosa volevi dire? Vedevo che aiuto, intanto che parlava il dottor Ponzin. Beh, effettivamente devo dire che purtroppo io faccio uso di sonniferi proprio perché quando ero a casa con Paolo, logicamente per poter riposare di notte una cosa e l'altra, soprattutto dopo che lui è stato ricoverato, non dormivo perché ero vigile 24 ore al giorno per paura che lui scappasse, perché succedeva che lui di notte non riposasse, cioè io già dormo poco di mio, sono abituata a prendere delle gocce, ho calato un po' una cosa e l'altra, quindi ti dicono non devi prendere sonniferi, non devi prendere troppi farmaci per il mal di testa. Io stamattina mi sono doppata per venire qua, quindi io ho tutto ciò che non va bene, che ti dicono se prendi determinate cose potresti sviluppare, io sono già sulla retta via, insomma. Vai tranquilla, ecco, dai. Di qualcosa bisognerà pure... Dai. Ci mancherebbe pure, ecco. Giusy da Dosson, vai Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella, adesso parliamo dei catarate, perché non avrei mai pensato che avanti di diventare vecchia che mi toccasse operarmi in cammino, che vedevo ben stesso qui io c'hai. Comunque bisogna, Mirella, sa tu cosa? Adesso di andare di più dall'oculista, perché se io che ti dici quando che sei pronte, cosa che te vado ad aspettare, perché Mirella, se non te va tanto fate una visita, succede che dopo sei tardi. Tu capito Mirella? E mia prima avevo fatta a ottobre e adesso qua aspetto chi mi chiama, perché io ho detto signora entro 20 giorni a chiamiamo, ma che sono andata ieri altro a farmi la preoperatoria. Però Mirella, e gocce bisogna metterle, mi sono avanti un mese 4 volte al giorno, ogni 4 ore 2 tipi di gocce e dopo in ultima per 9 giorni 2 tipi e dopo a fine 4 tipi, 3 tipi per un mese, ogni 4 ore, no de notte, perché ho detto, mi credo che de notte non si dovesse metterli, comunque ho detto, una mega detto, mi ho messe anche de notte, ho detto, guarda, ho detto che non credo proprio de notte, ho detto, stavo a svegliarmi alle 4 della mattina per mettere giù, comunque mica vedo benissimo adesso, ma con l'occhio destro, però il discorso è degli occhiali. Dunque, i mega messo la lente destra, quella con i gradi di adesso. Qui a sinistra, se restai perché vado ad andare adesso a farmi a sinistra, e per fortuna che avevo un paio di occhiali vecchi che mi vanno bene, perché quelli che mi hanno messo su la lente di destra, che ho fatto l'intervento, non ci vedevo tutto quanto che si girava. E ho dovuto mettermi un paio di occhiali vecchi che avevo. È quello che bisogna aspettare tanto per gli occhiali dopo. Vai dall'oculista, ma poi faccio il fai da te, cambio occhiali, metto i vecchi che vedo bene. Grazie cara Giusy, fammi andare avanti perché ormai sono in chiusura. Allora dottor Ponzin, come ci saluta? Io vorrei sentire anche lo scrittore, cosa c'è nel cassetto dietro l'angolo dello scrittore Ponzin, Diego Ponzin, prego. Cosa c'è nel cassetto? Allora guardi, ce l'ho proprio qua, ecco. Me l'hanno recapitata ieri, è appena uscita una raccolta molto bella, è un'iniziativa dell'Università di Padova che ha fatto un'antologia, non so se si vede il titolo, che si chiama Le nostre vite sghembe, ed è una antologia di poesie contemporanee. Il sottotitolo è Apologia dell'imperfezione, quindi
gli scrittori, diciamo, dichiarano di sentirsi imperfetti, i poeti, e sono presenti in questa antologia con 3 poesie indimenticabili, secondo me, da quanto belle sono. Se ne legge una, dottor Ponzin? Prego? Se ne legge una poesia? Non ero preparato a questo. Si prepari, dottor Ponzin, dai. Si prepari, legga una poesia. Dai, dottor Ponzin. Dai, e poi chiudo con questo, però, perché mi vergogno. Vada, dottor Ponzin, ci mancherebbe. Allora, il titolo è Niente applausi ai funerali. E sotto c'è una precisazione che dice che la poesia va declamata con l'indice alle labbra. Il testo della poesia è questo. Più chiaro di così. Silenzio. Silenzio, che ne facciamo poco, facciamo rumore quando non dobbiamo farlo e stiamo in silenzio quando dobbiamo parlare, proprio siamo il mondo alla rovescia, come dice lei. Ecco, quando dovremmo dire qualcosa stiamo zitti, quando invece dovremmo star zitti parliamo. Veramente grazie al dottor Diego Ponzin di essere stato con noi, presidente della Banca degli Occhi. A Michela invece, Michela, io ho capito la difficoltà, ti ho fatto venire qui perché io non riuscivo a venire da te, perché ho degli impegni enormi. Questo è un assegno, un piccolo respiro che noi ti diamo. Grazie. Ecco qua la busta, perché te lo meriti tutto, tu e i tuoi ragazzi, un pensiero per farti respirare, per farti sorridere. Io voglio vederti sorridere, perché sei veramente una persona speciale, una persona che sta cercando di far capire che così non si può continuare, che le famiglie quando hanno grosse difficoltà, specialmente di salute, devono essere aiutate, supportate. Grazie. E perciò questa grande famiglia di Sveglia Veneti questa mattina ti consegna questo respiro a te e ai tuoi ragazzi. Come vuoi chiudere, come ci saluti, Michela? Volevo, innanzitutto grazie come sempre, perché sono commossa. Il 2006 veramente è iniziato in difficoltà, speriamo che ci sia una discesa, non da fare robalton, insomma, come si dice, insomma, ma ci sia un po' di serenità, perché credo di meritarmelo, che se lo meritano anche i miei ragazzi. Certo, e grazie di esserci sempre, e un saluto a tutti i telespettatori, grazie di cuore. Ringraziamo noi te e questi bambini, questi ragazzi che stanno crescendo, che dovrebbero essere supportati da chi di dovere, visto che paghiamo le tasse, le paghiamo anche per essere supportati, come diceva Ivano Basso, in momenti così delicati per questa donna che sta combattendo da sola. Ecco, questo tremendo percorso da fare, far crescere i figli in serenità, cosa non facile. Allora sentiamo Ivano Basso come ci saluta, presidente Proloco di Massanzago. Presidente? Allora, per quanto riguarda il carnevale, credo che quello che abbiamo già detto, le premesse sono perché sia un carnevale indimenticabile. Esatto. Volevo spendere 2 parole, non so quanto tempo abbia. Velocissimo? Velocissimo, diciamo, magari verrò a trovarti un'altra volta a spiegare, perché la Proloco, le Proloco nei nostri territori, i paesi sono i veri custodi di beni materiali del territorio, e quindi devono creare sinergia tra storia, cultura e territorio. Ecco, la nostra Proloco sta facendo molte iniziative in questo senso. Posso dire solo che come territorio fa la promozione del territorio, dei prodotti del territorio. Il terzo weekend di luglio alla prima sagra di qualità della provincia di Padova, la sagra del melone e del prosciutto territorio. Come promozione, come cultura, crea nell'ambito dell'anno dei concorsi letterari, visite guidate, e come storia abbiamo la fortuna di avere a Massanzago la Villa Baglioni, con un bel parco enorme, quindi Villa Baglioni, qui erano dei conti Baglioni veneziani, all'interno abbiamo gli affreschi di Giambattista Tiepolo quando era giovane, e colgo l'occasione per omaggiarti la storia del nostro comune, della Villa Baglioni, con tutti gli affreschi del Tiepolo. Ringraziamo anche... Grazie Presidente, permesso, grazie. Bene.
Voglio ricordare che tutte le iniziative della Proloco nell'ambito dell'anno sono fatte dalla Proloco, però sempre in sinergia col patrocinio anche del Comune, con la collaborazione del Comune con gli uffici comunali, perché senza di loro difficilmente si possono creare, perché abbiamo sempre necessità degli spazi. Ringrazio del libro anche l'amministrazione del sindaco che mi ha concesso di consegnarglielo, quindi saluto tutti e saluto di nuovo tutti i volontari. Che come ripeto che non mi stanno. Che se non ci fossero dovremmo inventarli. Non si possono questa fare. È la verità. Allora chiudiamo con questa locandina, primo carnevale a Massanzaghese, andiamo a vederla, salutiamo gli ospiti di questa seconda parte, adesso state attenti perché faremo appunto questa lezione di sicurezza per non essere truffati, altrimenti diversamente giovani, adesso vi insegneremo ad operare il cellulare e a capire quando non dovete schiacciare, perché siamo sempre là. Non schiacciate, ma vi insegneremo. Grazie, grazie miei ospiti, pubblicità. E partiamo questo sabato 19 gennaio 2026 con queste lezioni di sicurezza, soprattutto rivolte ai diversamente giovani, ma non solo, perché non sapete adoperare questo cellulare, non sapete schiacciare, non tutti, ma noi ci rivolgiamo a quelle persone che hanno paura, ma che hanno voglia di vedere perché sono curiose, quando schiacci male diventa un problema. Ringrazio Gianni Donadelli, informatico, che spiegherà, perciò cellulari in mano. Prego Donadel, da dove iniziamo queste lezioni di sicurezza? Facciamo prima, buongiorno telespettatori, buongiorno Mirella, facciamo prima, spieghiamo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di tecnologia, abbiamo anche l'intelligenza artificiale molto vicina perché comunque è dentro negli apparati e la tecnologia attuale è la quarta rivoluzione industriale. Dopo il vapore, l'energia, l'elettricità e l'automazione c'è questa quarta rivoluzione. La differenza però rispetto alle altre è che le altre hanno impiegato 80-100 anni per diventare di uso comune, quindi le persone hanno avuto modo di adeguarsi. Invece l'intelligenza artificiale, l'utilizzo di questi apparati sempre più potenti impiegherà 20 anni massimo per diventare di uso comune e in più dobbiamo considerare che qualche anno è già passato perché è un po' che ci sono, per cui noi non possiamo dire è una cosa che non mi interessa. San Tommaso diceva non puoi desiderare una cosa se non la conosci e qualcuno potrebbe dirmi sì è vero non la conosco, adesso che me l'hai anche spiegata cosa è questo strumento, la tecnologia, posso anche dire che non mi interessa, non è una cosa per me, è una cosa che non possiamo sentirci dire perché se noi non affrontiamo la tecnologia è lei che affronterà noi. Quello che è successo a Montegrotto di recente a quella signora di 88 anni che si è trovata alla fermata dell'autobus senza gli orari perché erano stati sostituiti dal QR code, che poi se ci pensiamo bene è anche una cosa utile perché vedrei veramente i dati reali e magari anche l'orario in cui arriverebbe l'autobus, quindi è un po' in ritardo, faccio tempo a bere un caffè. Dobbiamo affrontare la tecnologia, non possiamo né dire questo e neanche non posso sentir dire spesso io non ci riesco, perché non è mai troppo tardi. Ho il mio amico Enrico vicino di casa che quando gli hanno regalato uno smartphone è passato dall'apparato con cui era anche innamorato, il famoso Nokia 2910, ma lo poteva usare solo per telefonare, riceveva qualche sms. Come facevamo noi all'epoca a mandare un sms quando nel tasto 1 avevamo la lettera A, la B, la C, per scrivere ciao dovevamo premere 3 volte, premevamo 4, tornavamo sulla A, era una cosa. E adesso lui con questo qui riesce a vedere le previsioni del tempo prima di andare a giocare a golf, guarda le notizie dell'amato nostalgico Kenya, ci scriviamo,
E io, ecco, una comodità anche per me, perché gli dico: guarda Enrico, sto arrivando, prepara l'aperitivo, analcolico naturalmente, no? Quindi non è mai troppo tardi, dobbiamo affrontare la tecnologia, non rifiutiamola. Dall'altra parte però, lo dico sempre, dobbiamo usarla con consapevolezza, perché qualche insidia appunto la nasconde. Ci arrivano dei messaggi WhatsApp, delle mail, noi clicchiamo senza documentarci su cosa fare e quindi rischiamo di perdere soldi e anche reputazione. Quindi questa è la prima, diciamo, la premessa di quello. Sì, l'anteprima. E poi tornerei brevemente a quello che abbiamo detto sabato scorso, ovvero sia uno smartphone, che poi smartphone, sì certo, telefono, ma è un computer, non può essere privo di codice. Adesso questo si è aperto perché c'è il riconoscimento facciale, ma mi chiede nel mio caso una password. Noi dobbiamo settare un codice di protezione del telefono, perché se io dimentico, perdo o mi viene sottratto, rubato il telefono, se non ha un codice, quello che lo trova entra dentro e dentro c'è la mia vita digitale. Trova le foto, trova i messaggi, e se quello che lo trova, questo apparato, è anche un delinquente, mi può fare dei danni economici, perché può fare delle ricariche. Bisogna attivare il codice. Quello, come abbiamo detto l'altra volta, che è importante che questo codice venga salvato in un luogo sicuro, venga fornito a un familiare, e nel momento in cui non me lo ricordassi più devo chiederlo. Diversamente, senza quel codice, non solo chi lo trova, ma anch'io non posso più farci niente. Dove si trova il codice? Come si fa a mettere il codice? In questo caso, allora, abbiamo parlato del cosa. Il come, consiglio di farsi aiutare da una persona di fiducia, da un familiare, anche dal nipote, perché dipende da ogni apparato nel sistema. Ogni smartphone, il cellulare, il suo apparato. Sì, sono i due mondi, il mondo Android e il mondo iOS. Comunque si può fare anche a casa, non serve andare. Sì, no, non serve andare, facciamoci aiutare, comunque si va nelle importazioni, nell'ingranaggio di solito, importazioni, riconoscimento facciale. Ma possiamo far vedere come si fa? In questo caso qui sì. Allora, guardate bene. Sì, però questo qua è solo limitatamente all'iPhone. Si va su impostazioni, sull'icona impostazioni. Face ID e codice. Ecco. E chiaramente adesso per farmi entrare devo digitarlo come protezione. Che è importante la protezione del cellulare, sì, perché, avete appunto, capito? Se uno me lo trova, entra dentro e vede tutto quello che ho, le foto, i messaggi, quello che ci siamo detti, magari anche qualche codice bancario. Allora, Face ID e codice. Allora si fa sulle impostazioni, come abbiamo detto. E qui poi ci sono varie scelte, tra cui appunto nel mio caso io avrei la sblocco iPhone, cosa posso fare, e c'è l'impostazione del codice, la possibilità di modificarlo e di variarlo. Quello che è importante è che una volta settato quel numero, minimo 4 cifre, venga salvato da qualche parte. Attenzione però che anche il PIN del telefono, scusate, la scheda telefonica deve essere protetta da codice, perché se io proteggo il telefono, chi me lo trova non entra dentro, quindi non mi guarda le foto, però mi estrae la SIM e la usa per fare telefonate o per fare anche pagamenti. Poi è vero che è una prepagata, quindi in teoria il danno è minimo i 20-30 euro che ho dentro, ma siccome una volta che la ricarica si è esaurita c'è la ricarica automatica, spesso il danno economico comincia ad essere elevato. Questo ne avevamo già parlato l'altra volta. Sul PIN l'unica cosa da dire è che non è un problema se ce lo dimentichiamo, andiamo da un negozio di telefonia e ce lo ritorno. In 2 secondi. Sì. Allora, intanto avete imparato che dovete andare sull'icona impostazioni che e sia poi Android, vi fate un po' guidare. Sì, che sia Android che sia iOS, e lì settiamo il codice. L'altra cosa da fare invece, importantissima, è verificare gli abbonamenti che abbiamo attivi. Gli abbonamenti che abbiamo attivi di solito hanno scadenza mensile, anche in questo caso si va in importazioni, c'è una sezione nell'iOS all'inizio, abbonamenti, bisogna dimostrare. Andiamo piano Donadè, perché a casa devono capire bene, sempre su impostazioni. Teniamo separate le due cose.
cosa dobbiamo fare e poi come farlo. Il come farlo dobbiamo farci aiutare da qualcuno perché, ripeto, dipende dal sistema operativo. Quello che è importante è memorizzare cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare nelle impostazioni, nella sezione abbonamenti e verificare l'elenco degli abbonamenti attivi. Quello che noi vedremo, se guardo il mio, vedrò l'abbonamento alla musica, Apple Music, eventualmente a Spotify, e magari trovo però un abbonamento che ho fatto io, non è che qualcuno me lo inserisca dentro, che l'ho fatto perché un giorno volevo leggere un quotidiano, l'offerta per una settimana costava meno, ho fatto l'abbonamento mensile, poi io non lo sto più guardando, me ne sono dimenticato ed ogni mese con regolarità viene rinnovato. Quindi guardiamo gli abbonamenti che abbiamo attivi e disattiviamoli. Dopodiché però, attenzione, potremmo anche vedere un abbonamento che dico ma chi l'ha fatto questo qui? E l'abbiamo fatto noi, non possiamo far causa a nessuno, sarebbe l'equivalente di furto con destrezza. Ho fatto delle slide ieri per vedere come funziona. Così accenno anche ai robot, certo, che è un tema che mi piace. Il 2026 sarà l'anno dei robot umanoidi antropomorfi, cioè quelli con le gambe. Sono piccolini, 1,50 m, sono piccoli non perché risparmino sulla plastica, ma perché se cade non ci fa male, no? Entreranno prima nelle fabbriche e poi nelle case, nel senso non che entrino e ci sfondino la porta, ma saremo noi che li porteremo. Però rimaniamo al cellulare. Esatto, e io stavo guardando di questi robot che in Cina stanno sfondando, un bel articolo interessante. Dirigono anche il traffico. Sì, certo, esatto. In America inventano, in Cina copiano e realizzano, poi a Bruxelles invece ci rallentano vietando, no? E quindi dopo l'immagine e la lettura, non dopo, proprio in mezzo, appare questo qui, posso anche zoomare, il solito simbolo del YouTube. Quindi io sono convinto che premendo lì di poter vedere il video del robot per vedere se si sta ancora barcollando. Possiamo se avvicinare riesce. un po'? Sì, ecco qua, perfetto. La regia riesce a Prossima zoomare. settimana allargheremo ancora di certo, più, ma intanto partiamo. Comunque clicco sull'icona per vedere il video, me ne si apre un'altra che è scritta anche in piccolo, non si legge più di tanto, no? E quindi dice ancora guarda ora, clicco ancora, nella terza mi viene chiesto il pagamento. E il pagamento potrei anche farlo in fin dei conti perché costa 0,00. Però se torniamo indietro e guardiamo quello che c'era scritto in piccolino, dice che per la prima giornata è 0,00, poi sono 34,90 euro al mese. Hai capito? Sono poco meno di 420 euro all'anno. Quindi noi quello che dobbiamo fare è verificare se erroneamente abbiamo attivato, quindi la prima cosa da fare cosa è? Non attivarlo, leggere, come dice Mirella, non andiamo a essere curiosi e cliccare per arrivare alla fine. E se poi abbiamo il dubbio che sia successo, e in ogni caso facciamolo, andiamo nella sezione abbonamenti e verifichiamo gli abbonamenti che sono attivi e che non sono più necessari. La sezione abbonamenti dove si trova? Sempre nelle impostazioni? Sì, nelle impostazioni è la prima in alto. Impostazioni, in tasto impostazioni. Sì, però Fermo facciamoci Donadel aiutare. perché c'è Mirella da Villaorba. Mirella? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo denunciare una mia situazione perché sono arrivata proprio al culmine, diciamo, della sopportazione fisica, con i dolori, con le mie patologie. Premetto che non mi sono curata per anni perché c'era sempre io ho sempre dovuto pagarmi le cure, non ho mai avuto, diciamo, la possibilità di avere esenzioni e avendo due figlie che studiavano dovevo lavorare e non potevo permettermi di stare a casa dal lavoro per curarmi e dopo alla fine si è ammalato mio marito durante il Covid, lì più o meno, insomma, anche lui ha 76 anni, per cui adesso
e per curarlo alle anche ci abbiamo messo 4 anni perché gli è venuta anche la trombosi e adesso ancora. Quindi io mi sono sempre messa da parte, diciamo, curata praticamente con antinfiammatori, robe che si potevano comprare in farmacia, qualche volta il medico insomma che mi dà qualcosa, ma adesso ho praticamente tutto che casca. Sono completamente senza denti, però sulle radici, quindi mi fanno male. Ho avuto una labirintite, quindi ho le come si dice? Mirella, guarda, facciamo una cosa del genere, siccome stiamo facendo pille di sicurezza, tu lascia il tuo cellulare, il tuo numero di telefono in regia, che poi ti chiamo e vediamo se riesco a darti una mano in qualche maniera, se riesco, perché non so, devo capire bene la situazione, ma ho bisogno di capire, perciò lascia il tuo numero, Mirella, che poi ti richiamo e vediamo se riesco a farti respirare un pochino con qualche aiuto anche da parte dell'amministrazione, perché insomma penso che i servizi sociali dovrebbero servire anche a questo, a dare risposte a queste persone che veramente sono in forte difficoltà. Grazie Mirella. Prego. Sì, ritorniamo. Sì, l'altra cosa importante è che io non sono finito in un sito malevolo, era una rivista di tecnologia perfettamente attendibile, perché quello che fa diciamo chi fa queste pubblicazioni affitta lo spazio senza poi sapere come verrà utilizzato. In ogni caso anche la pubblicità è un qualcosa che può far spendere soldi, però ci si mette un po' di più perché devo scegliere, devo decidere. Qui invece in questo caso hanno affittato questo spazio in modo diciamo un po' ingannevole. Il video era giusto sotto la foto del robot. Perché prima di tutto viene fuori 000, poi vai a vedere sono 35 certo. euro. Avete capito? Al mese. Al mese. E per cui se noi andiamo a monitorare gli abbonamenti attivi, la prima cosa. La seconda, guardiamo l'estratto conto della carta di credito, guardiamo gli importi piccoli anche. Non stiamo a dire ma 30 euro, ma sì sarà la spesa al supermercato. Andiamo a leggere. Tra l'altro io qui non avrei visto il robot che si muoveva, attenzione, perché io aderivo, era uno spazio pubblicitario che mi faceva acquistare quell'abbonamento e che con regolarità tutti i giorni mi avrebbe mandato qualche stupidata di video, magari creato con l'intelligenza artificiale, e che a me non serviva proprio. Quindi l'inganno veniamo tratti in inganno dal fatto che siamo in un sito che conosciamo, che è attendibile, che parla di cose interessanti, che guardiamo anche tutti i giorni, poi troviamo appunto, clicca qui per vedere il video, un paio di passaggi e attiviamo l'abbonamento. Se guardate dentro vedrete che troverete degli abbonamenti non desiderati, non più necessari. Perciò attenzione prima di cliccare, se non siete in grado di capire fatevi accompagnare da qualcuno. Il problema è la privacy e la sicurezza, però io a qualcuno mi devo affidare, però Donadel. Siamo sempre là, amici serpenti, parenti serpenti, e come mettiamo allora? Io ti do tutte le mie credenziali, ti metto in mano la mia storia con questo mezzo che non so neppure adoperare. Sì, però le credenziali che ho messo dentro nel telefono all'inizio, che sia Apple o Samsung o altri prodotti, quelle lì vanno inserite e non è lì il problema. È il problema, e qui potremmo andare su questa slide qui, che è una truffa, chiamarla pure comunque truffa, fresca di questa settimana. Ovvero sia, stanno arrivando proprio da un paio di giorni delle mail che dicono che la propria tessera sanitaria è scaduta. Se la regia riesce a inquadrarla, è questa qui. Assolutamente è un'email, nel telefono abbiamo voce, abbiamo sms, ma abbiamo anche certamente le mail, e se io vado a cliccare qui mi viene detto appunto che la tessera sta scadendo, poi io guardo, effettivamente fatalità, stava scadendo questo mese, oppure non scade, però vengo tratto in inganno perché sappiamo che ogni tanto cambia la tecnologia e quindi dobbiamo rinnovare questo pezzo di plastica. In questo caso la perdita non è economica, nel senso che non va
vado a pagare niente, però arrivo in un form dove mi viene appunto chiesto di inserire i dati, di inviare, caricare dei documenti, e allora è quello che dice lei. Non bisogna farlo. Non bisogna farlo perché stiamo fornendo i nostri dati, che per i truffatori intanto dà loro un vantaggio economico perché possono rivenderli. Nel dark web, il dark web sarebbe la parte diciamo un po' non proprio borderline, non legale di internet, con $3.000, insomma 3.000 euro, possiamo acquistare 10.000 contatti, che non è però solo telefono, indirizzo, IBAN, c'è di tutto. E come vengono venduti? Vengono venduti perché vengono recuperati da queste tecniche qui. Quindi in questo caso però oggettivamente uno riceve un'email, l'emittente sembra attendibile, scade la tessera sanitaria, vengo tratto in inganno, faccio il necessario. L'Agid, chi la emette, raccomanda di non fare niente, perché quando le tessere sanitarie scadono arrivano a casa in autonomia, non servono a rinnovare. L'abbiamo citata questa cosa non solo perché giustamente lei l'ha fatto notare adesso, ma perché è una novità di questi giorni. Sono 2 o 3 giorni che stanno arrivando in Italia questo tipo di truffa. Evitiamo quindi di inserire i nostri dati personali e soprattutto inviare documenti quando non siamo certi che il sito dobbiamo scegliere noi l'azione. Io devo andare a fare qualcosa. Tornando un attimo alla tecnologia, quello che dice ma io non voglio, e non è solo il problema dell'orario dell'autobus, i click day, la rottamazione degli elettrodomestici che io voglio aderire del mese scorso, consisteva nell'andare e inserire i propri dati. Allora, 2 considerazioni. La prima, ma sono io che ho scelto di entrare in quel sito, sapevo qual era e quindi non mi è arrivato un link che mi ha portato dentro in uno falso. Spieghiamo cos'è il link, perché qualcuno non lo sa. Il link è quel collegamento, il link è un collegamento. Può essere in chiaro HTTP, www, eccetera, oppure clicca qui per. E sotto quel clicca qui c'è il link che ci porta su una pagina che è un attimo contraffare, cambiare una piccola parola, io sono convinto. Quindi se sono io che scelgo di andare e digito quello corretto è una cosa, se mi arriva per email dubitare, dopodiché non c'è fretta. Stiamo calmi, aspettiamo il figlio, il nipote, l'amico e chiediamo ma questa cosa è attendibile? Mi è arrivato questo, cosa faccio secondo te? Invece noi ci facciamo prendere dalla fretta. Schiacciare. E questo non va bene, schiacciamo, prendiamo fretta e schiacciamo. Perché la curiosità è forte, no? Cosa mi ha scritto questo, ma assolutamente, cosa vuole? Il problema è che queste tecnologie che poi sono studiate, questi meccanismi sono studiati, ormai noi abbiamo un livello di attenzione bassissimo. Se noi vediamo che un video anche interessante dura 10 minuti, preferiamo quello da 3 minuti. Quindi siamo alla continua ricerca della novità e voglio vedere chissà cosa c'è, chissà che divertente è. E vado avanti. Esatto, intanto. e non è indispensabile. Però la tecnologia dannosa in questo caso è anche utile, perché io per poter ottenere il bonus elettrodomestici dovevo avere questo sistema, dovevo avere un computer, un telefono, collegarmi e poter effettuare la domanda. Quindi non possiamo dire io non la uso. È chiaro che se io spengo in tutti i server anche qui dentro, nessuno ci attacca, ma neanche non possiamo fare questo contributo chiaramente. Quindi non possiamo non utilizzarla, ma utilizziamola con consapevolezza. E soprattutto i numeri che non si conoscono, Donadel, mai rispondere, questi numeri che arrivano, ecco 06, 02, 00. Allora, sfortunatamente non ci speravo. Dopo anni la situazione è cambiata, si chiama telemarketing selvaggio, ma non è solo una proposta lecita, non so, un gestore di energia che dice dai vieni con me, qualche volta sono delle vere truffe. Arrivavano fino ad agosto con dei numeri che potevano essere numeri che conoscevamo, c'era la possibilità di cambiare il numero con cui si presentavano rispetto a quello reale. Da agosto prima per i cellulari e per i fissi dal 18 di novembre questa tecnica è stata abbandonata, quindi cosa succede? Non è che si siano
fermati. Intanto però si sono ridotti enormemente, in modo enorme, ma soprattutto arrivano da numeri esteri. Se voi vedete Spagna, poi Portogallo, poi cambia Finlandia. America, sì. Stati Uniti. Per capire che è, diciamo, un computer che ci sta chiamando è semplice. Appena arriva la chiamata, clicchiamo sul bottone rosso e l'abbandoniamo. Facciamo vedere il bottone rosso, Donadei? Mi dovrebbe arrivarmi una chiamata per farlo. Comunque quando arriva la chiamata verde e rosso, rinunciamo alla chiamata. Rosso? Vedrete che dopo un attimo arriva di nuovo. Per essere così veloce non può che essere un computer che insiste. Dopodiché, come eventualmente facciamocelo spiegare, possiamo metterli, bloccare quei numeri, però non ha neanche senso perché è facile. Ma chi è che mi chiama? Vabbè, dalla Francia. Comunque forse avete capito, quando arriva questa chiamata, che vedete questo prefisso, questo numero, voi schiacciate subito il rosso in maniera che interrompete la telefonata, non schiacciate il verde, dovete schiacciare il rosso perché nella confusione magari schiacciate il verde e vi mettete in comunicazione con questo truffatore. Sì, che poi ci può convincere a fare qualcosa. E una cosa anche da non fare, diventa un problema secondo me per gli artigiani, perché ho trovato la chiamata magari a un cliente, ma non è estero, non è un cliente che mi chiama dal Portogallo perché vada ad aggiustargli il rubinetto, no? Perché se io li richiamo molto probabilmente sono dei numeri a pagamento e quindi anche qua velocemente mi si svuota il credito. Bisogna fare tanta attenzione purtroppo. Schiacciare sempre rosso, non schiacciare non niente. Rispondere se il numero, vediamo un numero sconosciuto che arriva dall'estero e fortunatamente con certi apparati non vedo solo più 34, vedo Spagna, non vedo solo 0033, vedo Francia, per cui è facile capire e non dobbiamo cadere nella curiosità di dire ma forse un parente lontano, ma quando mai? Quindi attenzione a questo, assolutamente. E quando chiamano, ad esempio, noi abbiamo avuto un nostro telespettatore Livio che l'ha detto in diretta, che l'avevano appunto chiamato dicendo che era la figlia che aveva bisogno della ricarica, lui convinto che fosse vero si era recato dal tabacchino per fare la ricarica e per fortuna questo tabacchino ha detto guarda che questa è una truffa e non ha fatto la ricarica. Prego Donadei. Sì, è una cosa vecchia, è già qualche anno che gira, continua ad arrivare e io diciamo una di quelle delle tante che ho ricevuto ho salvato la comunicazione, non è da fare quello che ho fatto io, cioè io ho interloquito col truffatore, mi serviva anche per documentare come funzionava. Non dobbiamo farlo perché chi ci sta chiamando e inizia con un SMS dicendo papà ho perso il telefono. Con SMS, un attenzione SMS, messaggio, perché sanno che voi i messaggi magari riuscite a leggerli. Sì, è più facile leggerli, poi c'è un link, dici clicca qui così ci spostiamo su WhatsApp e dico beh spostiamoci di là, poi parlerò con mio figlio che ha perso il telefono. Allora chi mi ha chiamato il numero l'ha trovato in giro, anche per caso, però potrebbe avere l'indirizzo completo, quindi sarebbe da evitare di far capire che non ci siamo cascati e fare quello che ho fatto poi io qui per dimostrare, per 3 era in aprile di quest'anno, no? E ve lo faccio vedere, quindi mi arriva l'SMS, lo leggo intanto, papà devo parlarti, salvati questo numero e scrivimi su WhatsApp. Io a questo punto gli scrivo dimmi, e lui qua mi risponde che ho fatto un malanno, vabbè che è casino, ho perso il telefono e documenti e io, siccome avevo capito chi era, e l'ho pensato come maschio, gli ho risposto come parlare con un maschio, ti sta bene, ti ho sempre detto che sei un bip, no? E di stare attento. E lui mi dice, mi ringrazia per il complimento, mi dice grazie per il bip, sai che te lo meriti, lo dice sempre tua mamma, in modo che lui capisse che io non ci stavo, cioè nel senso non avevo capito che era un truffatore perché volevo vedere la sequenza. Allora mi dice grazie per le belle parole, mi dice e mi chiama. E cavolo, allora video chiama, quindi io dovrei riuscire a vederlo, no? Però in realtà appena io rispondo mette giù, perché non devo sentire la sua voce, perché non è la voce di mio figlio o di mia figlia, chiaramente. Attenzione, se il truffatore conoscesse mia figlia e avesse la registrazione della voce potrebbe anche imitarla. Però è difficile, diciamo. A questo punto lo chiamo io, ma cade, mi richiama lui e quindi papà non ti sento chiaramente, dove sei? E di nuovo che casino oggi, mi riprova a richiamare e mette giù, quindi io
ci sto, nel senso, ma anche in buona fede potrei essere convinto che lui ha difficoltà a comunicare con me. Quindi gli dico che sono sotto casa con la tua sorella, ti stavo chiamando, ho dovuto bloccare, mi dice, tutto, SIM, applicazioni. E poi io, vabbè, lasciamo perdere come gli ho risposto per chiudere, no? Però ho fatto finta di caderci. Perciò ci sono più tentativi. Sì, certo. E quindi lo scopo quale sarebbe stato se avessi proseguito? Cosa ti serve? Fammi una ricarica su questo nuovo numero. Quello che dobbiamo fare è, prima cosa, chiaramente non si clicca sul link per andare su WhatsApp, chiamiamo nostro figlio o nostra figlia, noi chiamiamo non a questo numero che ci è arrivato, ma il numero che conosciamo essere quello suo reale, e vedrete che ci risponde. Se malauguratamente in quel momento non fosse disponibile, chiamerò l'amico, chiamo l'amico e gli dico, persona di fiducia. Sì, dico, ma mia figlia è con te, passamela perché ho il dubbio. Mia nonna ha aspettato 6 anni notizie di mio nonno prigioniero in India degli inglesi. Se anche aspettiamo 6 minuti non succede niente. Se mio figlio ha perso il telefono, ma vive anche senza telefono. Se ne ha comprato uno nuovo, come sembra qui, e non ha la ricarica, ma tanto ha una connessione wifi, mi sta scrivendo, quindi non è isolato, non succede niente, calma. Quindi non si fa niente. Si mantiene la calma perché c'è l'apprensione, il desiderio di aiutare il familiare in difficoltà facendole appunto questa ricarica, che poi non mi chiede di fargli anche un bonifico, attenzione, sarebbe stato interessante andare avanti a vedere cosa succedeva. La prossima volta? Sì, certo, ci mancherebbe. E quindi appunto stiamo calmi, stiamo fermi e prendiamo il nostro telefono e chiamiamo il nostro figlio al numero che conosciamo. E questa qui continua ad arrivare, quello che è strano. D'altra parte siamo in tanti al mondo, per cui prima o dopo purtroppo ci cadono in tanti. Allora, l'unica cosa che veramente dovete fare assolutamente è quella di chiamare qualcuno di fiducia, non rispondere a queste chiamate, non schiacciare, eventualmente la chiamata non schiacciate il verde ma schiacciate il rosso, ma fatevi veramente consigliare eventualmente da una persona alla quale credete, perché guardate che il tranello è dietro l'angolo, nel vero senso della parola. Ecco qua, prego. Il riepilogo, brevemente, quindi abbiamo detto non dobbiamo subire passivamente la tecnologia, perché è un'opportunità. Qualcuno dice 100 paure o 1000 opportunità. Facciamo le 900 opportunità tolte le 100 paure. Poi il telefono, lo smartphone e anche la scheda, la SIM telefonica, la scheda telefonica che c'è dentro devono essere protette da un codice. Non attiviamo abbonamenti necessari e monitoriamo l'estratto conto e rimuoviamo quelli che abbiamo attivato magari anche per necessità ma non più necessari o per inganno, come è successo. Ricordiamo che in questi giorni stanno arrivando delle mail che ci chiedono di rinnovare la tessera, di inserire dei dati per rinnovare la tessera sanitaria, quando la tessera sanitaria in realtà arriva a casa rinnovata in automatico. Non rinnovate, non fate niente. Esatto, e quindi come dice Mirella, non cliccate senza ragionarci e non rispondere a chi scrive papà ho perso il telefono. Chiamiamo il nostro figlio e vedrete che ci risponderà che il telefono non l'ha assolutamente perso. E io veramente ringrazio Gianni Donadel, prossima volta avremo ancora più slide, ecco, le ingrandiremo ancora di più, in maniera faremo anche delle prove un po' alla volta, perché bisogna rallentare per riuscire a capire, non è cosa semplice e facile, non tutti sono portati alla tecnologia, perché bisogna dire anche questo. Prego Donadel. Ma non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, ma soprattutto bisogna anche imparare a farsi un po' guidare da qualcuno, perché non è così semplice come si pensa. Sì. Ecco, la tecnologia certo. È molto più avanzata di quello che pensiamo, e se non sei pratico e hai anche esperienza rischi di farti anche del male da solo, perché veramente è un attimo. Sta correndo troppo. Sta correndo troppo, e con queste parole noi ringraziamo Gianni Donadel, informatico, con queste lezioni di sicurezza per non essere truffati anche nel cellulare. E adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Spinea. Guardate da chi andiamo. Entriamo. Ciao Sonia.
Permesso? Ecco qua la Sonia. Ciao Sonietta. Eccoci qua. Avete capito da chi siamo? Da Sonia, che è la moglie di Marcello, Marcellino Pane e Vino. E adesso sentiamo come sta andando. Prego. Permesso, permesso. Cosa si prova? Sei contenta che sono arrivata oggi? Sì, sono contenta, sì. Perché eri proprio in crisi? Sono in crisi anche perché hanno voluto farmi fare un corso dell'Iris. Era un programma di portare i redditi del 730 nel mio caso e tutto quanto. Non dovevi superare i 3.000 euro l'anno, Marcello li superava e superavamo di 100 euro, 3.100 euro. Quest'anno è 3.000 euro? Esatto, e non ci hanno fatto niente. Ma tu ai servizi sociali cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto fare una domanda ci sono due come si chiamano, dove assumono, due imprese. Una si chiama il villaggio. Due imprese che assumono. Tu hai fatto domanda mi ha fatto fare la domanda, che è già passato quasi un mese. Dovevo aspettare appunto che doveva uscirne uno, perché fanno fare 3 mesi a ciascuno di quelli che hanno bisogno. Sto ancora aspettando che mi chiamino. Non siamo andati in graduatoria per questo motivo qua. Lunedì mi hanno telefonato una cooperativa, mi ha detto che aveva ricevuto il mio nominativo da assistente sociale e che doveva arrivarmi una spesa di un mese, non so quando, non so che spesa, non so cosa, non so quando, non so niente. Comunque guarda, noi ti abbiamo portato l'assegno in maniera che tu ti prendi quello che vuoi, ecco perché è giusto che anche tu vada a farti la tua spesa, la tua dignità di donna, di prenderti qualcosina se hai bisogno anche di igiene intimo, di quello che serve, insomma igiene personale, perché io so come siamo noi donne, anche perché tu saresti una donna che si cura, sei una donna, infatti vedi i tuoi occhi sono sempre belli curati e ti faccio i complimenti perché sai che io ci tengo tantissimo, andrai dal parrucchiere, tirati un po' su perché Marcello non deve vederti se esce in condizioni, sennò guarda che buttiamo via tutto il lavoro fatto. Sto prendendo un... Perciò intanto te va dal parrucchiere, prima roba, te va a farti la tua spesa, ti riprendi un po' il tuo cammino che te l'avevi un po' perso, sai che io ci sono, quando mi chiami io rispondo. Perciò mi raccomando, perché sennò guarda che Sonia che punto molto su di te, perché assieme possiamo. Devo restare forte. Ecco, sì, hai capito? Sì. Perciò la depressione, se inizia a prendere la tua persona, io non ce la faccio perché con tutte e due non posso gestirla. Mirella, devo dirti una cosa che non ti ho mai detto. Io la depressione ce l'ho da 20 anni. Per forza, con quello che te la passai, col marito che te avevi. Sono stata bene, sono stata male, stavo bene, poi sto male di nuovo. E adesso devi però riprendere. Ho anche l'asma, sì che con questo caldo da morire. Faccio fatica anche a respirare, comunque. Però dobbiamo farcela perché sennò devo farcela. l'impegno che ho preso con Marcello. No, io devo. Perché sai che la prima cosa che Marcello guarderà sarai tu. Sicuramente. Sarai tu. E noi dovremo andarlo a prendere assieme e manca poco. Sì. Perciò mi raccomando. Allora, questo è l'assegno che la grande famiglia di Rete Veneto. Ti ringrazio molto. Sì. E cosa vuoi dire alla grande famiglia che ti aiuta? Voglio dire grazie a tutti, veramente a tutti. Io non saprò mai come abitarmi perché veramente, a parte la mia famiglia di nascita, la mia famiglia una famiglia così grande, mai avrei potuto sapere che esisteva. Invece esiste. Esiste. Me ne sono accorta. Non chiede niente, chiede solo di aiutare e dà questi contributi per aiutare queste persone. Me ne sono accorta, sì. In difficoltà. Allora manda un saluto anche a Marcello che poi glielo faremo vedere. Dai, cosa vuoi dire al tuo uomo? Ciao Marcello, tiente la bronzatura e non fa crescere i capelli e mangia. Quanto bene vuoi? Ti commuovi solo a pensare. Sì, 39 anni e 39 sassetti. Scusa, mi fa piangere. Beh, ma anche perché oggi è il vostro giorno. Sì, non mi ricordo neanche più. Non ti ricordavi neanche più, invece io te l'ho fatto ricordare, vero? Sì.